Amici, oggi dovrò percorrere oltre 100 km, è la prima volta che supererò questo chilometraggio con la mia bicicletta. Sono attrezzato, ho attrezzato alla bella e meglio la mia bicicletta e adesso partirò per questa avventura. Non mi trovo in comune di Verzegnis, come si può vedere dal cartello, ma mi trovo sul ponte di Avons e mi sto dirigendo in direzione Cavazzo. Mi sto dirigendo in direzione Cavazzo perché il mio viaggio appunto comincia da qui, dal ponte di Avons, e terminerà dopo aver attraversato praticamente tutto il Friuli Venezia Giulia ed essere sconfinato in Veneto, quindi dalle montagne del Friuli, dalle montagne della Carnia al mare del Veneto per oltre 100 km. Più o meno il percorso che farò sarà di 110 km. Non ho mai fatto così tanti chilometri, spero di riuscire a terminare la mia missione. Bene, partiamo perché il viaggio è lungo. Sono le 7 di mattina, il sole sta sorgendo e io sto morendo di freddo perché è abbastanza fresco, anche se siamo ai primi di settembre. Ovviamente il mio scopo primario, chiamiamo così, è quello di superare la soglia dei 100 km e di vedere se riesco ad arrivare alla meta senza perdermi, perché il primo terzo di questo tragitto lo conosco, tutto il restante tragitto, praticamente da un po' più su di metà Friuli in giù, non lo conosco, non l'ho mai percorso, almeno per la strada che percorrerò io. Quindi spero di non perdermi. La mia più grande paura non è se arriverò o non arriverò a fare questi 110 km di andata e poi quelli di ritorno, la strada del ritorno è diversa, ma la mia paura è appunto quello di perdermi. Piccola salitina, facciamola tutta! No scherzo, mi mancano praticamente 106 km. Fa freddissimo, speriamo che il sole si alzi presto perché qua sto congelando. E stiamo entrando a Son Plago. Ecco, siamo appena usciti da Son Plago. Se sentite parlare sono le applicazioni che sto usando per seguire il percorso. Adesso vi farò vedere il lago di Cavazzo. E qui intanto è sempre più freddo, c'è anche del vento che si è alzato. Ovviamente ce l'ho un po' contro, ma per adesso non dà problemi. Passando sotto l'autostrada, quello che vedete qua sopra è appunto l'autostrada che da Tarvisio porta a Udine. E stiamo uscendo dal comune di Cavazzo Carnico per entrare a Trasaghis. Io sto ancora morendo di freddo, comunque adesso vi faccio vedere il lago di Cavazzo. Primi 10 km percorsi in maniera tranquilla, zero fatica, tanto freddo. Adesso entreremo ad Alesso e il prossimo punto di sosta per me sarà il lago di Cornino, tra circa un 16 km. Scalda, finalmente! Confesso che non so alimentarmi per sostenere più di 100 km, quindi oggi sarà anche una prova l'assunzione del cibo. Vediamo se mi stanco, se non mi stanco, se ho carenza di zuccheri. Vediamo, proviamo a vedere se riesco ad alimentarmi bene. Allora, io non so se dalle immagini della telecamerina riesco a farvi vedere il GPS. Qui mi dice di andare a sinistra, qua mi dice di andare a destra, che ho nella finestra grande un'applicazione, nell'altra finestrella piccola un'altra applicazione. Una mi dice di andare a destra e una mi dice di andare a sinistra. Dove devo andare? E tra parentesi, prima ho anche sbagliato strada e qui è un luogo in cui sono venuto varie volte, quindi in teoria sbagliare strada per me da queste parti dovrebbe essere impossibile. Quindi se sbaglio strada in questo posto ve lo conosco, mi domando nei 60 km dove non sono mai stato, dove andrò a finire? Vi racconto una piccola curiosità su questa ancona votiva. Prima, mentre stavo facendo le riprese, un signore ha visto che stavo riprendendo, mi ha fatto un cenno e mi ha raccontato che chi ha commissionato nei tempi antichi, adesso non so di che secolo è, comunque chi ha commissionato quell'ancona, oltre ad aver fatto costruire quell'ancona, ha costruito anche altre 3 chiesette. Una che è dietro la vegetazione, da qua non si vede, un'altra che è quella lassù sul monte e una terza che è un poco più avanti e appena ci passo vicino ve la inquadrerò.
e simpatico signore ha concluso chiedendosi cosa avesse da farsi perdonare la persona che ha commissionato la costruzione di ben 3 chiesette più un'ancona votiva. Anche qua fra 200 metri dovrei girare a sinistra, ma fra 140 dovrei girare a destra. Da che parte vado? Io sono abituato a girare a destra, per cui adesso giro a destra. Non prima di avervi fatto vedere il cartello che spiega che Ottavio Bottecchia si allenava per queste strade. E tra poco faremo una brevissima tappa appunto per vedere il monumento a lui dedicato. Ed eccoci a Peonis e tra 4 km arriveremo a Cornino. Adesso comincia la salita, una salitina non molto pendente, sarà intorno al 5, 6, 7% di pendenza, che mi accompagnerà fino al lago di Cornino. Intanto sono arrivato al 19° chilometro e a breve farò una piccola sosta sul monumento dedicato a Ottavio Bottecchia. Eccoci al monumento dedicato a Ottavio Bottecchia. Bene, proseguiamo. Sono arrivato al lago di Cornino, adesso scenderò giù per questa stradina perché voglio vederlo da vicino. Ci sono stato 2 volte ma l'ho sempre visto dalla strada, dopo passeremo. Adesso cercherò di arrivare sulla sua riva, sperando che il tragitto non sia molto lungo perché la strada è ghiaiosa, ci andrò a piedi ed è un po' scomodo. Purtroppo il sole è contro e non riesco a fare delle belle riprese per farvi vedere il colore blu-verde dell'acqua. Adesso vi dico alcune curiosità su questo lago. Ad esempio, questo lago può essere definito uno scrigno di tesori della natura. Si è formato più o meno 10.000 anni fa. Ha un diametro di circa 140 metri ed una profondità media di 8 metri. La cosa strana di questo lago è il fenomeno della omeotermia, cioè scarse oscillazioni di temperatura. Le temperature infatti oscillano tra i 9 e gli 11 gradi. Non ha emissari e la circolazione delle acque è solamente sotterranea. Questo fatto fa sì che le acque siano povere di sostanze nutritive e il fatto che ci siano poche sostanze nutritive fa sì che ci sia poca vita. Ci sono solo alcune specie di alghe azzurre e verdi ed anche il gambero di fiume. E prima ho visto una paperella ma non ho fatto in tempo a riprenderla perché è andata sott'acqua. Ci sono vari animali che circolano da queste parti, adesso non posso elencarveli tutti perché li ho letti l'altro giorno, non me li ricordo. Comunque c'è la vipera dal corno, ci sono gli orbettini, le salamandre pezzate, ci sono aironi, capinere, gli zigoli, i merli, le cinciallegre, le cinciarelle, i fringuelli, il picchio rosso, verde e il picchio maggiore e anche i gufi. In più a primavera e a settembre ci sono molte specie migratorie, come ad esempio falchi, grifoni, albanelle, eccetera, eccetera. Tra i mammiferi ci sono il riccio, il toporagno, faine, volpi e la vegetazione è molto particolare. Tra le varie piante ci sono anche piante di leccio e dell'olivello spinoso, che ho cercato le immagini su internet, adesso mi sto guardando intorno e non lo vedo. Comunque una pianta tipica con delle bacche arancioni e nell'antichità si pensava o che fosse velenoso oppure si pensava, ed è molto più probabile questa seconda ipotesi anche dalle moderne analisi, che sia una pianta energetica. Infatti in antichità quelli che non credevano che fosse una pianta velenosa la davano ai soldati in guerra per dargli forza ed energia. Prima io mi trovavo laggiù. Riprendiamo il nostro viaggio, prossima tappa, Lago di Ragogna. Siamo a 1 chilometro più o meno dal lago di Cornino e questi qui sono i laghetti Pacar o Pacar, non so come si pronuncino. Ok, a Cimano siamo arrivati, non mi aspettavo questa salitina, quindi ora spero di arrivare a Muris
e quindi il lago di Ragogna. Saranno 7-10 km da qui forse. Purtroppo dal GPS e dalle applicazioni non ci capisco più niente e sto andando un po' a memoria seguendo la cartina che per fortuna ho memorizzato. Comunque fra un po' di chilometri, se prendo le strade giuste, arrivo al lago di Ragogna. Lago di Ragogna. Eccoci giunti al lago di Ragogna, ne approfitto per mangiare un po'. Ovviamente vi do anche qualche informazione su questo lago. È un lago morenico di origine glaciale che si è formato circa 12.000 anni fa. Ha una forma ellittica con un raggio di circa 200 metri e la sua profondità è più o meno 10-11 metri. Anche qui, come per il lago di Cornino, c'è una grande presenza di uccelli migratori. Adesso proveremo a salire in questa torretta di osservazione. Lasceremo la bici qui. Ah, mi sa che è chiusa. No, la porta è chiusa. Purtroppo non posso salire a vedere il panorama. Ovviamente rispettiamo la natura. Bene, non mi resta che riprendere la mia strada. Ho un po' di vento a favore, tanto che sto andando a 34-35 km/h. Però non so se è la strada giusta. Le indicazioni stradali non c'è. Rodeano, il paesetto dove devo andare. Le mie due applicazioni, una mi dice di girare a destra, l'altra di girare a sinistra, fare chilometri inutilmente. Adesso c'è un vento a favore, ma se devo tornare indietro ce l'ho contro. Come vedete sono arrivato a Rodeano Alto, Cisterna, ma ho deciso di tornare indietro perché nei pressi di San Daniele mi sono perso e mi viene male a pensare che dovrò passare al centro di Codroipo. Nel centro di Codroipo dovrò prendere più traverse e se mi perdo lì niente, mi sono perso a San Daniele in una strada che in teoria è una strada secondaria, quindi niente, torno indietro. Ecco, sono 20 minuti che gironzolo per San Daniele e quindi non riesco a capire dove sono. E là ci sono dei cartelli finalmente. Adesso vediamo di attraversare la strada e finalmente arriveremo a Ragogna tra 3 km. Poi la strada da lì ormai la conosco e quindi non dovrebbe essere un problema tornare indietro. Quindi in teoria adesso ritorno a Ragogna, dovrei tornare al laghetto e poi faccio tutta quella serie di paesini per il percorso collinare che avevo fatto all'andata e quindi mi ritroverò di nuovo al lago di Cornino e poi se non torno a perdermi, perché oggi non so più cosa dire, tra 30-35 km finalmente torno a casa e mi sa tanto che farò più chilometri a non essere arrivato, a essere tornato indietro, che non se facevo tutta la strada giusta e che si arrivava a Bibbione. Ragogna. Tra 200 metri rimani sulla sinistra. 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 Ho capito. Settantesimo chilometro, ormai mi sa che i 100 li supero comunque, anche non essendo arrivato a Bibbione. Magari non ne farò 110, però 100 ci arrivo di sicuro. Se arrivo vicino allungo perché così almeno supero questa fatidica soglia psicologica dei 100 km. Sono sulla strada che costeggia la riva del lago di Cavazzo e ho appena passato l'80° chilometro. Non oso immaginare a Son Plago tra qualche chilometro perché ci saranno 2 chilometri di salita più o meno al 9%.
Come vedete comincia la salita 2 km al 9% e c'è anche un po' di vento contro. La parte più dura di tutto il viaggio è questa qui. È abbastanza dura, non tanto per il fiatone, ma quanto per le gambe che le sento parecchio stanche. Vabbè dai, teniamo duro, mancherà più o meno 1,5 chilometri, qualche minuto e poi la strada torna semplice. Siamo attorno al 5%, qua è molto più pedalabile, si sente molto meno la fatica nelle gambe. Ora 15-20 metri e la salita è finita. Breve sosta a Cavazzo davanti al monumento ai caduti e riprendiamo il nostro cammino verso casa. Novantesimo chilometro. Amici, vi dico solo 2 parole. 100° chilometro. Sto tagliando. Ancora un momento. Ancora un momento. Sto tagliando proprio in questo momento il chilometro numero 100. 100 km, la mia prima 100 km. Missione compiuta. Bene amici, sono tornato al punto di partenza, obiettivo raggiunto, 100 km superati. Ho percorso 100 km in 4 ore e 3/4 più o meno, più ovviamente le pause che ho fatto durante il percorso per mangiucchiare e per fare i video. Bene amici, vi ringrazio per essere stati con me anche in questo video e non posso dire di aver raggiunto i miei 2 obiettivi, cioè quello di raggiungere la località marittima di Bibione Pineda, però il mio secondo obiettivo, quello di superare i 100 km, l'ho raggiunto, quindi ho raggiunto un obiettivo su 2. Purtroppo non sono arrivato a Bibione perché mi sono perso un paio di volte in prossimità di San Daniele e mi veniva male a pensare che 20 km più giù, cioè a Codroipo, sarei dovuto passare proprio nel centro città, quindi appunto per evitare di perdermi anche nel bel mezzo di Codroipo ho deciso di tornare indietro. Comunque 100 km raggiunti, ora il prossimo limite di chilometraggio è 150 e ovviamente raggiungere la località di Bibione. Bene amici, vi ringrazio per essere stati con me in questi 100 km. 100 km, Lucoral è stato qui. Un saluto a tutti da Lucoral.